Don Giacomo Crespi, un anno difficile anche per il catechismo. Come vi siete organizzati? So che avete organizzato una sorta di catechismo a distanza, un CAD. Certamente, è stato un anno molto particolare questo che abbiamo vissuto, un anno pieno di difficoltà per le date ragioni che conosciamo e un anno anche di opportunità. Abbiamo visto come sia dal punto di vista del catechismo, quindi le catechiste, e dal punto di vista giovanile si siano mosse dentro delle opportunità e anche delle qualità degli educatori e dei catechisti per andare verso i ragazzi con una proposta che fosse per loro, anche a distanza. Abbiamo valutato le varie zone in cui eravamo, quindi zona gialla abbiamo potuto continuare il catechismo qui in oratorio e poi per la maggior parte dell'anno invece ci siamo mossi con un catechismo a distanza e i gruppi giovanissimi giovani e degli scout a distanza. C'è stata anche una formazione delle catechiste e dei giovani educatori proprio nell'ordine dello sfruttare tutte le possibilità che avevamo per in questo senso, ecco. Le prossime tappe che ci saranno qui in parrocchia da noi dal punto di vista dei ragazzi sono le prime comunioni il 25 aprile, il 1 maggio e poi le cresime il 5 e il 6 giugno. Abbiamo visto che i ragazzi anche in quest'anno così particolare hanno avuto l'esigenza di incontrarsi, di vedersi e anche di approfondire dal punto di vista spirituale, interiore, quello che è un loro cammino di fede e questo ci è piaciuto molto. E abbiamo qui Mara, una catechista. Com'è stata l'esperienza? Ok, l'esperienza del catechismo a distanza la possiamo considerare un'esperienza sicuramente difficile per certi versi, non solo per noi catechisti ma anche per i ragazzi, perché con un catechismo a distanza perdiamo un po' delle logiche di condivisione, di socializzazione che in un catechismo in presenza ovviamente spingiamo e portiamo avanti in modo maggiore, tipo i lavori di gruppo, giusto un esempio. Però l'obiettivo comunque il desiderio di tutti noi catechisti era quello ed è quello di mantenere all'interno la voglia di cercare e quindi un punto fermo che nel catechismo e quindi nella parola nella parola del riscoprire nel Vangelo, quindi un elemento fermo per tutti i nostri ragazzi. Le opportunità sono sicuramente queste di essere comunque presenti in un momento difficile, un momento di cambiamento con gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi con incontri online piuttosto che in presenza. Beatrice è responsabile del gruppo Giovani e Giovanissimi, non si è fermata l'attività neanche nei confronti dei giovani. No, sì, allora noi abbiamo continuato a fare attività in presenza con i ragazzi finché siamo rimasti in zona gialla. Poi quando siamo passati in zona arancione, per tutelare la salute nostra e dei ragazzi e per rispetto insomma della situazione che c'era nel resto del comune, abbiamo deciso di passare agli appuntamenti online. Sicuramente sono stati più difficili perché manca la relazione con il ragazzo, però comunque abbiamo visto che c'è stata una buona partecipazione, che sono stati comunque utili per mantenere appunto una relazione con i diversi ragazzi. Ci è venuto in aiuto un'attività di formazione che ci hanno proposto i nostri responsabili vicariali, proposta da Anima Giovane, che ci ha aiutato appunto a capire come strutturare un'attività in modo che risultasse entusiasmante, riuscisse a intrattenere i ragazzi per un'ora e ci ha dato anche gli strumenti, ci ha insegnato ad usare gli strumenti che internet propone per appunto portare a termine e dare un senso a queste attività. Nel complesso siamo contenti comunque di come è andata, perché abbiamo visto appunto che il riscontro è stato positivo e niente, questo adesso stiamo valutando se riprendere le attività in presenza, visto che la situazione sta un po' migliorando, speriamo bene insomma.